Immobili occupati abusivamente. Parte la ricognizione del territorio da parte dei sindaci del Vicentino sulla base di una direttiva del Ministero dell'Interno. L'obiettivo è duplice: segnalare le occupazioni che si protraggono da tempo per pianificare eventuali sgomberi, allontanamenti e rendere fruibili le strutture occupate. Il secondo obiettivo è quello di cartografare la situazione a livello provinciale con un focus sulle strutture che versano in stato di abbandono e degrado e pertanto potenzialmente attrattive. Questo l'invito rivolto ai sindaci convocati dal prefetto. Il fine è di sviluppare una fotografia delle presenze nelle strutture arbitrariamente occupate, così che in sede di comitato per ordine e sicurezza si possano adottare delle strategie ad hoc. Se ad Arzignano non vengono segnalate situazioni relative ad occupazioni abusive, diversa la situazione a Schio, in cui viene monitorata una situazione in particolare. Per quanto riguarda Arzignano posso anticipare che situazioni conosciute non ne abbiamo. Ovviamente attiveremo il monitoraggio di eventuali situazioni di abuso d'utilizzo anche attraverso le segnalazioni ai cittadini per capire se effettivamente la situazione è ottima come pensiamo in questo momento. Ora con questo nuovo decreto, con questa nuova procedura, una volta valutata la situazione e tenuto il monitoraggio, la Prefettura potrebbe dare la possibilità di un intervento diretto. Questo nuovo decreto dà questa maggior forza per tutelare le proprietà private. Situazione un po' più delicata invece per quanto riguarda gli immobili abbandonati o comunque in stato di degrado, che penso che ne siano presenti in ogni comune. Anche a Schio ci sono alcune aree, soprattutto vecchie fabbriche, dove sappiamo che ci sono chiamiamoli dei pernottamenti non legalizzati, nei quali effettuiamo costantemente dei controlli e degli sgomberi per quelli che sono materiali abbandonati. Problematica che si lega alla necessità da parte dei sindaci di far fronte ad un'altra difficoltà di carattere sociale, modalità e costi per poi ricollocare queste presenze sul territorio, come segnala il primo cittadino di Tiene, città in cui ad essere monitorati sono due stabili. Rimangono sempre nelle competenze di un sindaco, nelle competenze di un'amministrazione comunale, perché se anche li butti fuori sempre lì rimangono. Quindi essenzialmente bisogna trovare le soluzioni al problema, soluzioni se il Ministero riesce a trovarle anche mediante dei fondi appositi, ben venga. Tutto quello che sta intorno a queste situazioni rendono delle criticità sociali.